Sarebbe stato bello in questi giorni vedere il Ponte Vecchio affollato di mascherine, innamorati, visitatori, turisti. Invece il vento freddo dell'est che soffia sul Veneto ha portato una doccia gelida per chi vive del ponte e vive vicino al ponte. Già, il ponte è chiuso per lavori e fin qui niente di strano. Il complicato intervento di restauro del paziente eccellente bassanese è ormai alle battute finali e anzi è il caso di sgombrare subito il campo da dubbi. Eventuali ritardi dovuti a contrattempi nelle consegne dei materiali o di situazioni contingenti di cantiere sono sempre da mettere in conto. Qui non si parla del ritardo nella riapertura rispetto a quanto era stato annunciato dall'amministrazione di Elena Pavan. Qui si parla, con grande rammarico, della gestione dei rapporti con la città nella vicenda del ponte da parte dell'amministrazione di Elena Pavan. Dopo continue rassicurazioni sul rispetto dei tempi di riapertura da parte del comune, i commercianti della zona sono stati avvertiti del rinvio di una settimana con un messaggio WhatsApp a poche ore dal termine annunciato. Il tutto a ridosso di un fine settimana molto importante per negozi, bar e locali, fra Carnevale, San Valentino e Zona Gialla. Ai residenti poi nessuno ha detto nulla, più o meno quel che è successo per la pavimentazione e per altri interventi simili. Il municipio dista poche decine di metri dal ponte, ma come hanno constatato commercianti ed esercenti è come se fosse su un altro pianeta. Quindi per qualche altro giorno ancora la zona del ponte si presenterà così, agli occhi dei visitatori, dei cittadini, degli amanti della storia di questo magnifico posto. Poi finalmente torneremo ad avere il Ponte Vecchio.